Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Allora, da un bel po' che non registro e volevo fare un video insomma per aggiornare un po' sulla squadra del Foot Champion, dell'Ultimate Team sì, annunciare che adesso con i Toti ci sarà un video su Twitch, perché comunque le live saranno tutte su Twitch. Adesso, visto che ho visto anche i commenti che volete tutti i Fly Simulator, a questo punto porterò sia video offline sul canale, penso che la maggior parte saranno di Fly Simulator, però le live anche di Fly Simulator saranno su Twitch, quindi adesso a gennaio ci sarà uno super spacchettamento che farà un bel pack opening dei Toti, e dopo anche le Weekend League, dopo i Toti saranno su Twitch, quindi ragazzi sotto il video eh, link del canale Twitch. Ok ragazzi, adesso vediamo un po' la squadra che ho adesso. Vabbè, allora intanto ho fatto un po' di cambiamenti, un po' di casini vari, alla fine siamo arrivati a questa squadra. Volevo fare anche le sfide in live, però alla fine le ho fatte in un momento che vabbè, insomma, nel momento dove la spendevo meno era sera, quindi non potevo insomma registrare alle 3 di notte. Allora abbiamo De Gea in porta, buono, ho provato anche Courtois, ho fatto Courtois, Varane e Ferdinand, sì Ferdinand, Courtois, Varane, Ramos è molto forte, ma Courtois e Varane mi sono trovato bene. Quindi poi abbiamo De Gea, 17 partite, quindi insomma è appena arrivato nella squadra, comunque molto buono. Poi abbiamo Walker che ormai è un pilastro, 918 partite, 4 gol e 13 assist, però insomma fa quello che deve fare. Poi abbiamo Camber ragazzi, alla fine l'ho pagato sui 400.000, non è devastante in maniera super, però insomma è un bel giocatore, ecco, soprattutto mi serve perché l'ho pagato poco e mi fa comunque intesa con tutti, quindi quando avrò dopo ibridare la squadra ci sta un Campbell. Però insomma, chiaramente è meglio Ferdinand, però all'epoca non avevo i soldi, per quello che ho speso va benissimo. 46 partite, un gol e un cartellino, benissimo. Poi Van Dijk ho dovuto venderlo per poi ricomprarlo, purtroppo proprio per la sfida di Campbell. E dopo però insomma l'ho venduto a 4,50, l'ho ripreso a 4,20, è stato un giro di crediti, alla fine non ci ho perso troppo, diciamo rimasto in parità. E niente, sono 17 partite, un gol e un cartellino, non ha nessun assist, però dai, alla fine Van Dijk è il più forte difensore che ho provato, era anche più di Ramos secondo me. Poi abbiamo Mendy Champions League, ragazzi, rispetto a quello base è un buggato di merda, proprio 44 partite, ve lo consiglio assolutamente, costa poco ed è una bestia. Poi abbiamo Torreira che intanto in attesa di un centrocampista che devo riprendere Seedorf, però vorrei riprendere la versione intermedia, dopo il sogno e Gullit, ma devo sperare in un pack opening devastante coi Toti, se no la vedo duretta. E comunque non male, 169 partite, addirittura 4 gol e 15 assist, per quello che l'ho pagato, veramente una bestia. Tanti adesso finalmente non primo proprietario, che è bello anche da vedere. Quindi Torreira ve lo consiglio ragazzi perché comunque è un Kanté in miniatura per quanto mi riguarda, cioè è l'unica pecca che è tanto basso, però recupera palloni a manetta. Poi abbiamo un gol Kanté, 1121 partite ragazzi, cioè non serve aggiungere altro, 30 gol, 83 assist. Questo basta la versione base ragazzi, cioè è una roba devastante. Pensa pagato 2,99, incredibile. Poi ragazzi ho preso Kanté, Footmas questo l'ho pagato, 68 partite, 21 gol, 29 assist, un grandissimo giocatore, nulla da dire, cioè veramente appena è uscita la sfida eravamo in live, su Twitch, veramente tanta roba. Per quanto le statistiche non sono incredibili, ma mi serve come il pane questo giocatore. Poi ragazzi abbiamo Pedro, vabbè, so che tutti lo odiano, è considerato una merda, ma qua sono in attesa di Best che appena possibile, pochissimi soldi adesso, però piano piano adesso sto accumulando per Best, che è la prima che sia le Best in versione baby o intermedia, perché vabbè, il Prime è un po' impossibile salvo miracoli. Però ecco, sicuramente Pedro sarà sostituito, comunque 384 partite, 130 gol, 115 assist, non è malissimo, però è chiaro che è l'anello debole della squadra. Poi abbiamo Shevchenko, 800 partite, 677 gol, 408 assist, questo non lo venderò mai chiaramente, è l'uomo della mia vita ed è una bestia. E poi ragazzi, la vera sorpresa, ho fatto Rivaldo Prime, ragazzi, questo è un fottuto animale, piede debole, fa schifo, pim pum pam, vero niente, sia dalla sinistra che era trequartista, 128 partite, 96 gol, 53 assist, ragazzi, questo quando tocca la palla col sinistro, darla sul sinistro ci abbracciamo, veramente lo consiglio, in maniera devastante, alla fine l'avrò pagato sui 700 al posto di 1 milione, per carità, però veramente una super bestia, sono rimasto veramente soddisfatto assolutamente e niente raga, stavo in Weekend League, l'ultimo ho fatto Oro 2, vabbè, solito mio Oro 2
Eccola qua la squadra, gioco o così, o come la vedete voi, col 4-3-3, con 4. Sì, il modulo 4 diciamo con i centrocampisti sì, che rimangono, insomma, diciamo che Kanté e Torreira rimangono sempre in difesa e De Bruyne è quello che avanza. O se no con il 4-2-3-1 con Kanté e Torreira mediani proprio, De Bruyne trequartista, Rivaldo trequartista, Pedro trequartista e Shevchenko punta. Pedro trequartista so che fa da cagare, ma ripeto, in attesa di Best, che lo voglio assolutamente, lo rivoglio, l'ho già provato, è molto forte. Come super sub abbiamo Son e Foot, che com'è? Beh, non benissimo, però entra sempre dal secondo tempo, gli ultimi 20 minuti, dai. Pensavo meglio, questo potevo non farlo, questo lo dovevo prendere chiaramente perché è un mio idolo. Anche lui, insomma, le statistiche non sono il massimo, però gioca solo i secondi tempi, anzi gli ultimi 20 minuti. E questo, ragazzi, che veramente è un altro animale a centrocampo. Quindi questa è la squadretta. Adesso andiamo a aprire i premi della Squad Battle fuori classe 1 e quelli del preordine. E adesso vediamo se riesco qualche aggiornamento oro. Ok ragazzi, ho fatto un po' come si dice, di pacchetti, niente di che, però 11 pacchetti che ce li apriamo. Allora, ok, cominciamo dai pacchetti due giocatori. Dai, però sarebbe bello trovare Kanté così ci vendiamo il nostro. Sono quei sogni che non capiteranno mai, ragazzi. Però, sognare non costa nulla. O anche un Salah, magari così tanto, come si dice, al posto di Pedro, magari. Però sono sculate che il Cume di solito non fa. Oh là, Brasile, portiere, Valencia. Ah, eccolo qua, il porco, il porco. Dai, netto, non è neanche un brutto pacchetto. C'è di peggio, c'è di peggio. Ho anche un CR, insomma, cioè non è che lo butto via Ronaldo, eh? Noi non lo buttiamo via Cristiano. C'è sto bug che a volte funziona. Cazzo, è incredibile, funziona sempre, cioè, impressionante. Ronaldo, niente. Non ci credo, Andanovic. E questo può essere buono per le sfide, che culo, ragazzi. È pazzesco, gli aggiornamenti oro sono, vediamo, back to back. Questo può essere buono per le sfide. È andata bene, è andata bene. Vabbè, clip di gioco registrato mi fa piacere. C'è qualche sfida, Marico, per la prossima icona. Però è pazzesco, al primo colpo funziona sempre sto giochino. Ciao Ronaldo, sarebbe bello, sarebbe la sculata della vita. Uh, attenzione, il Miki. Giampaolo Mkhitaryan, ragazzi, ci sta andando bene questi pacchetti. Pazzesco. Beh, non è andata male con gli aggiornamenti. Adesso con quelli dei premi della Squad Battle farò cagare, chiaramente. Ok. Fammi trovare un'icona. Quanto vorrei trovare un'icona, cazzo. Un bel Ruud Gullit intermedio, non mi farebbe schifo. Vai. Ruud Gullit. Niente. Mamma mia, questo è veramente una ciofeca. Ho trovato Dybala comunque nei pacchetti per fare Campbell. Un po' di forme fisiche. Bella merda. My god. Poteva andare un po' meglio, poteva andare un po' meglio. I primi due pacchetti veramente inguardabili in 52 stati. Qua teniamo tutto. Forme fisiche, niente di che.
È là che troverò. Eh sì, qua c'è l'icona, ragazzi. Preparatevi, preparate lo spumante, perché qui arriva la fottutissima Icons. Oh! Oddio, dai che l'icona, dai che l'icona. Niente, niente. Argentina, ATT. Ma vaffanculo, Higuain. Beh, però insomma non è andata male, eh? Non è andata male. Quanto prendo da Higuain? 47, 42, 37, 35. Sì, ve lo vendo tanto. Quattordici, 13. Ecco, questo sì, posso tenerlo magari per le sfide. Questi li teniamo. Porca puttana, le forme fisiche è un cazzo. Questo forse vale qualcosa. 3C. Beh, vedi, questo vale. Boh. Dai, non lamentiamoci. Ok. Cazzo. So, quando ho visto l'Argentina non so perché mi sentivo Messi. Ho avuto questa... no, ma forse non posso trovarlo Messi, però. Dai. Mamma mia. Però dai, non è andata male, eh? Non è andata male. Beh, è chiaro che non poteva darmelo qua. Maledetti. Ok. Poi riusciamo a fare, se c'è ancora la sfida, magari un Team of the Week non scambiabile. Boh, dai. Qualche soldo ce lo portiamo a casa, anche perché eravamo un po' corto di money, eh? Eravamo veramente un po' corto. Questo non vale un cazzo. Questi non mi ricordo, ma non valgono un cazzo, no. Ok, vediamo un attimo. Ragazzi, vaffanculo, voglio fare la pazzia, do compagnia, anche se vale 12 milioni, 12.000 crediti. Vediamo se abbiamo culo di trovare uno scambiabile degno di nota, tanto, cioè, ma sì, facciamolo. Cioè, se alla fine è vero, si spreco, diciamo, Mkhitaryan, Neto e compagnie, però, insomma, sono tutti non scambiabili a parte compagnie. Vaffanculo, sinceramente, è un gioco, me ne fotto il cazzo. Se arriva Pogba, viene giù lo stadio, è chiaro. Sarebbe il culo dei culi, ma non ci credo molto, però proviamo. L'ebbrezza. Niente. Vabbè. Bello. No, questo, signori, tanta roba. Budescu, Agi. Ho trovato l'Agita Rocco. Vai, cazzo, che si gode. Ok. Raga, un saluto dal Comandante Veneziano. Ricordo sempre in descrizione il link di Twitch. E niente, un saluto dal Comandante Veneziano. Ciao!